Pordenone è la città più sicura della regione tra le 10 città italiane con meno reati denunciati. Lo rileva l'indice della criminalità del Sole 24 Ore, basato sui dati del Viminale. Nel 2024, infatti, sono stati registrati 7.364 delitti, pari a 2.368 ogni 100.000 abitanti. È la conferma che le nostre dichiarazioni di questi giorni sull'istituzionalità della nostra posizione hanno un senso. È vero. Mi ha insegnato Elena Ciolina a dire questo: una città dove c'è un buon grado di sicurezza non è una città dove non accade nulla, è una città dove si può migliorare, si può fare di più, si possono assumere più agenti di polizia locale, si possono porre in essere azioni migliorative e tutte queste cose le stiamo facendo, però è altrettanto vero che non si deve banalizzare su un dato scientifico che a Pordenone, all'interno di una gamma di denunce, quindi di referti scientifici, di prove, di aspetti giudiziari legati alla delittuosità, e si parla di stupro, si parla di stupefacenti, si parla di denunce, si parla di malavita, siamo in un'ottima posizione. Siamo i primi in Regione Friuli Venezia Giulia, non mi permetto sicuramente di fare paragoni con altri territori della nostra regione, ma è altrettanto vero che quello che andiamo a dire in vista di Capitale della Cultura è questo: lavoriamo per il bene del nostro territorio e della nostra città, che significa fare di più, fare meglio, ma sicuramente non gettare fango su quello che sta accadendo nella nostra meravigliosa città, che è una città dove si può girare per le strade con un alto grado di benessere e anche con un alto grado di sicurezza.